Allora, Caterina Tomasullo, bravissima a trabalhar Furlan. Grazie. Continua anche in Furlan. Sì, che tu sei così brava. Ma tipo c'è, perché le tante idee sul Friuli. Diciamo che tu hai cominciato a trabalhare, qualche barzellette. Ho attaccata la taverna Coloredo di Montalbano a fare i primi rudimenti. Io ho sempre l'ABC, aggettivi, bestemmie, croste, perché si passa sempre di là per imparare una lingua nuova. Dopodiché è stata tutta una scoperta. E per me la lingua furlana bisogna imparare prima di imparare queste altre lingue, che aiuta il multilinguismo. E tu adesso hai raccontato tanti belli sconti, tanti barzellette per Furlan. No, barzellette no. Allora, ti conti che hai sentito al bar di uno che aveva la pancia grande, no? E sua amica gli ha detto, c'è panza che tu hai? E lui ha detto, sotto la lobbia sta il buon impresto, che è un modo di Furlan, però che l'altro gli ha rilanciato, gli ha detto, sì, ma non covente un capanone per tenere sotto un menevis. E questa a me mi era stata impressa e le conti sempre. Dal Friuli tu hai imparato a raccontare tante robe, ma hai imparato tutto al bar o anche, non sai, hai studiato altri? No, io ho imparato tutto un po' dal ristorante, i miei colleghi e dopo il bar ho fatto il resto. Non sono mai andata in una scuola di Furlan, ho imparato dal popolo direttamente e ho imparato bene perché buona scuola. Brava, complimenti a Grazie. Di mandare un messaggio. Io ho voglia di ringraziare, perché il libro è stato anche un atto di ringraziamento, ringraziare i Furlans per avermi dato questa opportunità, una nuova vita, un futuro di comiche che non mi aspettavo e di avermi insegnato queste lingue che è la più bella del mondo. Grazie. Grazie a Waltris. Grazie a te. Mamma. Grazie. Per un'altra avventura. Allora, siccome tutti gli artisti, gli attori, i cabarettisti hanno normalmente una spalla, spiegaci che è la tua spalla ideale in friulano qua tra i tanti attori nostri friulani. Tu mi fai una domanda difficilissima qua, perché No, io voglio saperlo e no, perché Claudio Moretti è uno dei nostri. Claudio Moretti, sai, no? È quello che è spalla di tutti, è nato spalla proprio lui. Oltre che ad essere un attore, è una grandissima spalla. Ma anche lui ha una buona spalla, Paolo Morganti. No, io mi trovo bene a lavorare con tutti. Infatti questo anno per me sarà l'anno delle collaborazioni anche con altri artisti. Infatti ho organizzato 2 rassegne, una a Cormons e una a Feletto Umberto, dove appunto mi esibisco io con Gianfranco, però si esibisce anche un altro attore, Tiziano Cossettini, si esibiranno i Trigeminus, che tutti conoscete, a Feletto verranno il Papu, verrà di nuovo il Triestino. A me piace collaborare un po' con tutti, quindi quest'anno sarà dedicato a questo.